Conferenza stampa oggi in procura alla presenza del procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio, del sostituto Gloria Andreoli, del comandante dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, del comandante del Nucleo Carabinieri del Lavoro Pierluigi Buonomo, al fine di illustrare i contenuti dell'operazione contro il caporalato e il lavoro nero svolto, che ha visto il fermo di 8 persone, operazione denominata Fonos. Tra questi Veronica Cicova e la madre, residenti a Campobello di Licata, il palmese Rosario Ninfosi, Emiliano Lombardino di Porto Empedocle, Rosario Basile di Campobello di Licata, Giovanni Curreri di Agrigento e Nicola Stan, residente a Campobello di Licata. Le investigazioni svolte con numerosi servizi di pedinamento e con un complesso sistema di intercettazione di riprese video hanno svelato l'esistenza di una complessa organizzazione che sfruttava senza scrupoli manodopera extracomunitaria per i lavori agricoli di vario tipo su tutto il territorio agrigentino e anche oltre. Un fenomeno, il caporalato, insomma, articolato con una solida struttura verticistica che vedeva come capi promotori e organizzatori due donne di origine slovacca, la madre e la figlia. In qualità di complici nella gestione delle attività sono stati anche arrestati 2 rumeni e 4 italiani. È un'operazione che si è articolata sul territorio della provincia di Agrigento, che ha avuto come obiettivo la tutela dei lavoratori nel settore dell'agricoltura. La nostra provincia è fortemente interessata al fenomeno del caporalato, soprattutto nel settore dell'agricoltura. Ci sono picchi di assunzioni illecite, di sfruttamento quando la produzione agricola lo ritiene, per cui serre, campi liberi, pensiamo alla coltivazione della vite, ma pensiamo anche alla coltivazione in serra. In questa particolare operazione i lavoratori provenivano dall'est europeo attraverso lo sfruttamento di 2 donne, madre e figlia, della Repubblica Slovacca. Vi era un meccanismo di permessi turistici sfruttati per far arrivare questi lavoratori. I lavoratori venivano privati del passaporto, venivano alloggiati in case procurate dalla stessa organizzazione. L'orario di lavoro era di circa 12 ore, di cui buona parte notturno, perché i lavoratori iniziavano alle 3, 3 e mezza di mattina a lavorare e si protraevano fino a tardi. Le paghe erano di circa 30 euro, tenuto conto peraltro che pagavano anche i mezzi di trasporto. La prestazione di lavoro avveniva sempre sotto il costante controllo di sovrastanti, di guardiani. Non venivano garantite né le misure di sicurezza, chiaramente neanche le misure di prevenzione. Abbiamo avuto pure un caso di un procurato aborto di una donna durante il rapporto di lavoro. Sono tutti questi indici di sfruttamento del lavoro in agricoltura che il legislatore del 2016 punisce con pene piuttosto severe. Questa operazione penso sia uno dei più virtuosi, esempi di collaborazione tra l'arma territoriale e i reparti speciali, in questo caso il nucleo ispettorato del lavoro, perché parte da un piccolo centro, Campobello di Licata, dove il comandante di stazione aveva notato uno strano via vai di furgoni che partivano alle 3 di notte per destinazioni sconosciute. Questo ha consentito quindi di approfondire i primi accertamenti, per partire poi con delle attività classiche di osservazione e di pedinamento, cui hanno fatto seguito poi delle attività tecniche con complesse modalità anche di videoriprese, anche attraverso il nucleo elicotteri, quindi con delle telecamere speciali, e questo ci ha iniziato a far capire che si trattava di una vera e propria organizzazione criminale che operava su tutta la provincia di Agrigento, ma che si protraeva anche verso il Nisseno. Abbiamo delineato le figure apicali di questa organizzazione, le figure gestionali ed organizzative, anche da un punto di vista logistico, fino poi ad andare ad approfondire gli aspetti più tragici di questa vicenda, che sono le condizioni di lavoro praticamente disumane in cui queste persone, provenienti soprattutto dai paesi della Moldavia e dell'Ucraina, si trovavano appunto a svolgere 10-12 ore di lavoro senza sosta, senza potersi sedere, in condizioni
diciamo posturali totalmente innaturali, 7 giorni su 7. L'attività del Nucleo Carabinieri Ispettorato di Lavoro è stato quello di aggiungere la tecnica specialistica in materia giuslavoristica a quella che è l'attività investigativa tradizionale svolta dall'Arma Territoriale. In particolare l'analisi di tutti i documenti in possesso delle aziende interessate, l'individuazione dei lavoratori, la loro intervista, la verifica materiale delle situazioni di sfruttamento e soprattutto di assenza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi parliamo di formazione e informazione dei lavoratori, presenza di dispositivi di protezione individuale, presenza di bagni e di luoghi per consumare il vitto e tutte quelle attrezzature che normalmente ogni lavoratore dovrebbe avere a disposizione in ragione della mansione che svolge. A ciò si aggiunge che è stata svolta un'intensa attività di visione di telecamere proprio per confrontare i dati documentali con quelli che erano le risultanze sul campo.